Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, sto registrando col telefonino e vediamo se, insomma, secondo me si vede meglio, comunque proviamo. Allora, acquisti di agosto, si parte subito a bomba. Qua abbiamo un po' di cose da Deadpool, del film Deadpool e Wolverine. Cominciamo con La borraccia presa al cinema, eccola qua, molto bella. Non potevo non prenderla ragazzi, dai, era troppo una chicca e si gode. Poi mi hanno dato qua doppio portachiavi, eccoli qua, Best Friend, e vai. Poi abbiamo la colonna sonora, fantastica, questa la consiglio assolutamente, è no bella di più, tanta tanta roba. Poi abbiamo Funko Pop, Deadpool Artist, mi piace troppo questa poi anche per... Cioè, ci stava troppo, era troppo bella, non potevo non prenderla, eccoci qua. Poi, aspetta un attimo, un po' di casino, scusate. DVD, cambiamo genere. Breakfast on Pluto, eccolo qua. Scusate un attimo. Eccomi qua, scusate, mi hanno suonato la porta ovviamente. Quindi siamo arrivati a Breakfast on Pluto, bellissimo film. E ok, trovato in DVD. Poi abbiamo, ho preso un altro di Shrek, così questo lo posso tenere aperto e l'altro chiuso, cioè sono pazzo, lo so, chiedo venia. Eccoci qua. Poi un po' di variant. Variant DC, molto bella questa, è una specie olografica tra virgolette, ci sta. Vabbè, non si vede un cazzo, ma va bene. Poi abbiamo variant di X-Men 97 e Wolverine, a mio avviso stupenda, bellissima. Variant di Ultimate X-Men, molto bella anche questa. Comunque si vede molto meglio secondo me, col telefono. Variant di Amazing Spider-Man, anche questa a mio parere bella. E variant Wolverine e Deadpool. Afrodisiaca ragazzi, afrodisiaca. Molto bene. E chiudiamo con Michele Figlio di Giacomo in versione Minix. E si gode. Buono raga, acquisti di gennaio, acquisti di agosto completati. Sono soddisfatto, un saluto del Comendone Veneziano. Ciao, alla prossima! Ragazzi, nuovo acquisto, anzi nuovo regalo, 25.000 pezzi, un'edizione speciale di Spider-Man. Questo ragazzi è orgasmico, afrodisiaco, è un po' di tutto raga, ma è qualcosa di meraviglioso. Si gode a cannone raga. Raga, continuiamo con gli acquisti di agosto e qua abbiamo due perle. In realtà una perla, questo insomma è il classico Magic Bundle di un'espansione che sinceramente non mi esalta più di tanto, ma qua abbiamo dei DVD a dir poco devastanti. Le Olimpiadi, la storia delle Olimpiadi, film ufficiali, un po' come per i mondiali, da Londra 48 a Sydney 2000, poi troverò con calma anche le ultime edizioni, ma sono addirittura ancora impacchettati, nuovi, proprio strepitosi ragazzi, me li godo al massimo. Un cofanetto molto bello, proprio una figata atomica. E si gode ragazzi, Olympic Game. E qua appunto Magic. Ciao! Raga, andiamo avanti con gli acquisti di agosto e abbiamo un po' di fumetti. Cominciamo da Thanos, il ritorno del folle titano, e si gode. Poi abbiamo chiaramente un po' di variant. Allora, eccola qua. Ultimate Spider-Man e una. Poi abbiamo una variant del Joker, che te la godi. Batman 100, edizione variant. Molto bene. Poi questo è anche un nome che però non ricordo, chiedo venia a tutti gli esperti. Ah, la Blanco Blank. Lascio sempre a voi la scelta.
qualcuno me la deve disegnare, ma non so dove andare, sinceramente, per tanti se la fanno disegnare, sketchare, come si dice, come dicono quelli bravi, ok? Qua abbiamo Spider-Boy, e te lo godi, e qua Iron Man, e te lo godi. Poi abbiamo un bel po' di pop, ma prima una Black Series che mancava da un po' all'appello, di Anakin Skywalker in versione piccina. Tanta roba, ok? Poi abbiamo, prese 10 euro, il vecchio Logan, Old Man Logan. Poi abbiamo Pufo Vanitoso, che sono io, secondo tutti sono io, non chiedetemi il perché. Eccolo qua. E soprattutto Queen Amidala in una versione di un erotismo quasi raffinato. E niente, ragazzi, questi sono gli acquisti di agosto. Tanta bella robina, soltanto un po' di Funko che mancavano all'appello da un po'. Però l'ultima cosina è questo arrivo. Un peluche di Stitch in versione biscottino, che sapete che io sono il biscottino, raga. Eccoci qua. Raga, un saluto dal comandone. Alla prossima. Ciao! Raga, andiamo avanti con gli acquisti di giugno, c'è un po' di robina. Allora, ho visto che mi mancava, l'ho preso 3 euro, un DVD di un film, l'unico forse di Pieraccioni, che veramente guardo con piacere. Il ciclone, anche per la patata, che non è poca. Eccolo qua. Poi, gioco delle Olimpiadi, questo mi mancava perché ho quello per SNES. Olympics Game Atlanta 96, qua c'è anche la scherma, l'ho provata. Per le prossime Olimpiadi probabilmente possiamo usare questa. E si gode, non è niente di che, ma ci sta. Poi, ultimo CD di Deep Purple. Devo ancora ascoltarlo, l'ho sentito un po' in velocità, ma sembra, insomma, niente male, ma Deep Purple, insomma, non hanno bisogno di presentazioni. Poi, questa è una vera chicca, visto che siamo nel periodo Funko Pop, una versione Limited Edition Summer Convention 2024 del signor Darth Vader. È veramente sublime, come si suol dire in un inglese di madrelingua. E godo. E per chiudere, una chicca di un'atrocità forse disarmante, preso a meno della metà, perché fortunatamente ho un amico che lavora nel settore, i Ray-Ban Meta. Perché ho dei progetti importanti, soprattutto a livello Venezia, visto che ho fatto l'abbonamento al Venezia quest'anno, di fare tante belle cosine. Eccoli qua, in tutto il suo splendore afrodisiaco. Eccoli qua, qua si aprono, si chiudono. Eccoci qua, belli come il sole di notte. E adesso facciamo una dimostrazione video di come si vede. Ciao! Ragazzi, si vede da Dio, guardate che roba. Qua abbiamo l'astuccio e tutto quello che serve, fantastico. Ho tanti progetti in mente e si gode. Ciao! Raga, 2 nuovi acquisti di agosto. Il remake The House of the Dead, PlayStation 5, e te lo godi. E soprattutto un DVD che cercavo da una vita, finalmente l'ho trovato, The Wizard, il piccolo grande mago di videogames. È un film, mi sembra, dell'88, 89, un cult, lo cercavo, l'ho trovato e me lo sono pigliato. Questo invece me lo sono finalmente trovato, cioè lo cercavo anche questo da un po', l'ho trovato a un prezzo stracciatissimo, il signor Chicco, Disney, La Bella e la Bestia. Un altro mio fratellino perché il biscottino, Baby Boss, Gas Gas e adesso Chicco, un altro simile del Cume. Ciao ragazzi. Ragazzi, andiamo a chiudere gli acquisti di agosto. Un po' di soundtrack. Soundtrack di Flash e si gode. Soundtrack di Spider-Man No Way Home e te lo godi ancora di più. E soundtrack di 300. Quindi chiudiamo, pagate 5 euro l'uno, ragazzi. Poi un film, un omaggio ad Alain Delon e Romy Schneider, che è uno dei film preferiti del piccolo Alain. La piscina. L'uomo più bello del mondo. Poi abbiamo un fumetto, l'ho preso perché ne volevo almeno uno di sto Spider-Man a Mary Jane, deve essere una cosa un po' bambinesca, credo, devo ancora leggerlo, però mi piaceva la copertina, l'ho preso, solo l'uno prendo però, dopo se è stupenda la storia, prendo anche gli altri, ma non lo so. E poi un Minix
di Lara Croft. L'ho preso perché l'ho trovato a 10 euro, però boh, non lo so, non mi convincono tanto, a parte quello di Michael Jackson, gli altri non mi convincono troppo. E niente raga, acquisti di agosto terminati, piccola panoramica comendiana, e alla prossima, ciao! Ve lo faccio vedere Michael Jackson per capire che quello forse è fatto meglio finora di quelli che ho preso e niente. Raga, sotto il comedone veneziano ci becchiamo con gli acquisti di settembre. Riciao!